Abbiamo un peso notevole, no, sulle spalle e devo dire è stata una notizia, sconvolgente. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Cassola, quella arrivata dalla Farnesina, che ha confermato la morte dei due alpinisti, il cassolese Stefano Farronato e il milanese Alessandro Caputo, due dei tre escursionisti che stavano affrontando la scalata del Pambari Mal, mirando alla vetta a quota 6.887 metri. Assieme a loro il piemontese Walter Perlino, che si è salvato per miracolo a causa di un malore che lo aveva costretto a restare al campo base. I due escursionisti, seppur molto esperti, sono stati travolti da una tempesta di neve. Di loro si sono perse le tracce venerdì scorso, 31 ottobre. Perlino aveva dato subito l'allarme, le ricerche erano partite fino alla terribile scoperta dei corpi senza vita dei due alpinisti. Palpabile il dolore del sindaco di Cassola, Gianantonio Stangerlin, che ben conosceva Stefano Farronato, che viveva con la sua famiglia a San Zeno. È molto, molto pesante come situazione che si è creata, un po' per tutta la comunità perché Stefano era persona conosciuta da tutti. Lei ha avuto modo di contattare anche la mamma e la sorella di Stefano? Sì, questa mattina sono andato a porgere ovviamente le condoglianze, prima di tutto come amico, perché li conosco da parecchi anni, ma devo dire, credo che l'abbraccio che ho dato loro sia un po' simbolico anche dell'abbraccio di tutta la nostra comunità. La famiglia si sta organizzando per portare avanti le pratiche per il rimpatrio della salma. L'intenzione è quella di fare le esequie qui a Cassola, possibilmente, e naturalmente il nostro comune per quel giorno indirà il lutto cittadino. Lutto cittadino in memoria di Stefano Farronato e toccanti le parole del sindaco nel riportare il racconto della madre dell'alpinista cassolese. Quello che mi diceva la mamma è che li hanno trovati in posizione dormiente, cioè come se stessero appunto dormendo. Ecco, forse questa è l'unica consolazione che possiamo darci e può darsi soprattutto la famiglia, e cioè il fatto che Stefano si sia addormentato nell'ambiente che lui ha sempre amato e ha sempre voluto anche sfidare, ma sempre con massimo rispetto.